hanno arrestato sos tres indagados per omicidio di Leonardo Mocci, un sorfrader de Pirri Gianmarco e Filippo Tunir, 28 e 9 anni, Daniel Campur, 20 chimbannor de quartu, prototus accuser di omicidio volontario aggravato in concurso e rapina. Sos investigadores sono chircando in sos cellulares, in sos ordinzos informaticos sequestrados, sos ultimos indizios des inchiesta prosa morte de su pizzino de Biddegidru. Sos accertamentos tecnicos irripetibili, notificados finzas a sos familiare de sa vittima, los hanno fatto su 2, su 19 e su 22 de maio, e diano pode sclarire te ba capitaos a notte de su 22 de aprile in prata a Settimio Severo in Paoli canna Mocci l'hanno morto che in una pistolettata per torrasa. Sarduda su Galumeda, sos investigadori sono esaminando messaggi, ormutias e chat de Sorzomanos pro comprendere chi depia tessere una vendita de droga a prezzo buono e che invece è risultata da essere una rapina. Difatti sa droga non biviti in sa prata de Paulis amico de Mocci e so rapinadore si sono ubrigaoso e stessi a campo una pistola calibro 9 che ha ti sparau chiedendo a Leonardo Mocci che vi cercando de difendere s'amico chi vita companzande. Come os investigadores querene ischire chi ha organizzato a dobbio de che vi sa pistola chi è a ti sparau pistola chi galu come non s'accattata. Una risposta la diamo poter dare esos esami de su stub vatos a una dosina de persone presenti scussa notte. La procura este indagande finzas a un'altra persone. Sos allevadores sardos pedin a sas autoridades sanitarias de permittere sa movimentazione fora de sa regione e de che evocare su blocco chi de belle treschidas impediti de esportare sos capos. Su provvedimento l'aian decisa pussil de su primo vocolaio de su 2026 confermau in Murera su 14 di aprile. Prosuchi per tocca sa situazione epidemiologica erisan accertau un caso nuovo in un allevamento de Santuidu, como sos focolaios in tutto su Nusese. A inghirio de sas areas scorfiar de sus arrabus e de su Gerrei hanno istituito zona de Bardia, a 50 km da esos allevamentos, ove han seiau s'infezione. Ma oggi sardudas per toccano sas ateras areas puru, sarbindi chi dir de blocchi stabilias che sono i scadias e commosi isettatas a decisione de su Ministero de sa Salute. A dispetto de su pistichinzu pro risparghinamento de sa maladia, s'ipotesi chi torrano a permettere sa movimentazione de sa zona libera de su virus, ove sos animales vaccinados sun pru de su 95% parete possibile. Si di attessere, sa normativa previditi sa possibilità di spostamento fora de Sardigna pro tutto lo scapor vaccinaus a su mancu dai 28 diese e pro sorbitello naschior dai mamma vaccinata, pezzi a pustir de visita clinica e trattamento contra sos arrabbioso. Ma poter dare che una de sas condizioni pro permettere de sire de sa Sardigna si pedata sia sa vaccinazione doppia. È scominciata ieri di fatti sa campagna nuova di immunizzazione. Si settano a 300.000 doses de su farmaco e prosorvitellos in peso naschio sas autoridades sanitarias hanno avviato iter pro valutare sa possibilità de vaccinare sos capos a pustir de 4 meses rispetto a sos previdios. E si martisi de su tema de sa movimentazione l'hanno vedao in Sadobbio che in assessore a agricoltura Francesco Agus crea su Ministero Lollobrigida a partecipare a s'assemblea de Coldiretti in programma in Casteddu. Dal 20 di aprile non si schipro nulla di Angelo Griffo, che in 23 anni de Tattari, residente in Monterosello. Finza sa come l'anchircao familiare, volontario e forza de sordine in susarto e a furio desa zittade, ma senza risultato. Assomine l'hanno vidus l'ultima volta in sa zona de Montevurru, in su giardino di una domo, l'hanno ripreso da telecamera de videosorveglianza. Somine a Alzheimer e procussu si pensata che non si che sia tandao volontariamente, ma chi è serete disorientao. Angelo Griffo lo conoschiana totus in Tattari vi ligava su mondo desi sport trabicava taso scampor de vubalu desa zona sa famiglia pedita sul residente de Montevurre desa zona sa furiu de pompiare sa ripresa desa telecameras privadas che si spera de aere elementos profettosos pro comprendere a ove podet essere andau.
Los han arrestados chi s'accusa di rapina aggravata Luigi Masia, 36 anni de Oschiri, chi vizà in carcere de Brevario, che le hanno accattato una serale in domo, e a Serafino Bianco, 38 anni de Orgosolo. Secondo usos investigatori, il fini presentes e paris a soscumpanzo orzai arrestados in sormese e scolaus in più di un locco. Difatti di apparere chi sotto di agosto 2025, in su capannone des ex marfili des in scola, bessereni stausi sospuri in sa greffa di una decina de persone e chi vini settando un portavalore si sbarcava a Terranova. In Sant'Andria hanno arrestato a Michele Carta Desiniscola, Antonio Zacchedo, Alessandro De Solis, Giovanni Piras, Pasquale Musine, Peppino Puligheddu de Orgosolo e a Riccardo Mercurio de Mamugliada. Erisi, sosominer desi squadra mobile dei Nugora, ne eseguius misura cautelari in carcere contro a Bianco e a Masia, emiter dai Sugip Giovanni Angelicchio, a secolo desa richiesta des UPM, Irene Osatta. Bianco e Masia crasano a essere indennanti dei Sugip pros interrogatorio de garanzia. Prosos investigadores a greffa su trechi de marzo 2025 attirrobau un portavalores in sartu de Torpè e hanno robau vinza supposta mat de Uliana su 15 di agosto 2025 su deposito de su monopolio de Stato in Prado, da ove caiano applicau sigarettas per un valore de 300.000 euro. Dell'1 de maio sul reparto de pneumologia dell'ospedale Santo Francisco de Nugora a essere aperto pezzadderie. In una comunicazione la direzione desa ASL data ischire che è sospesa la guardia notturna, che non si va che ne ricoveros e consulenzias da esa 8 de sera a sa 8 de manzano e chi so spostor lettus un colaor dai 22 a deche. Un provvedimento che ha pesato la critica de cittadinos e desa politica. Roberto Capelli de un'altra Sardegna va a vedere del smantellamento di un presidio fondamentale pro Nugoro e pro su territorio della provincia. Pro Capelli la crisi della pneumologia spezzi su sintomo di una crisi prunmezzana e critica la gestione della ASL in mano a dirigenti che non conoscono su territorio, non faveddano chi sono operatori sanitari e chi sono cittadinos, condannando la sanità nugoresa a si che morrere.